Sono evidenti i rapporti tra, vengo alla domanda dell'eccidio, il fatto che la tesi dell'agguato mafioso può essere appunto insomma, sostenibile anche perché io in uno dei miei sopralluoghi sul luogo dell'eccidio circa 6-7 anni fa ebbi l'occasione di incontrare un signore anziano in bicicletta e che venendomi di fermo si fermò, insomma, si fermò. Io gli chiesi insomma se sapeva perché era abbastanza anziano, essendo di randazzo, e mi disse, questa testimonianza sua, poi se ne andò, anzi io gli chiesi, mi disse che erano lì da 2 giorni che aspettavano il passaggio del motocarro con gli evisti e che c'erano appunto persone insomma, che erano appostate e che aspettavano da 2 giorni il passaggio degli evisti. Poi quando mi vide incuriosito di questa cosa gli chiesi se potevo intervistarlo, fargli delle domande, se ne andò dicendo, rifiutandosi assolutamente di voler parlare o ripetere quello che mi disse in quel momento. E effettivamente comunque ci sono tantissime prove di collaborazione tra le forze armate, i carabinieri, la polizia e la mafia in quel periodo. Non soltanto potrebbe essere quell'occasione, ma ce ne sono altre in cui comunque ci sono testimonianze di una collaborazione tra i carabinieri e la mafia. Non per niente successivamente, la politica, non per niente successivamente, la democrazia cristiana, successivamente insomma al 48 e quindi alle elezioni che portarono alla vittoria della democrazia cristiana, ci fu l'entrata all'interno della democrazia cristiana dei più grandi mafiosi di quel periodo, come per esempio Don Calogero Vizzini o Genco Russo, la Mussomelica, Don Calogero Vizzini la Villalba, ecco insomma. Poi ti rispondo. No, se comunque conferma anche cioè, il fatto che ci poteva essere questa proprio collaborazione in quell'episodio tra mafia e carabinieri. Sì, ci poteva essere, ma io, come ho detto all'inizio, mi sono fermato ai fatti, cioè le relazioni fanno parte, se si dice, io quello che posso provare quantomeno ho fatto un lavoro di reindirizzo degli indizi tutti nello stesso senso, perché prima gli indizi mi sembravano inventati diretti, con una nuova lettura gli stessi indizi vanno tutti nello stesso senso, chiaramente è un tipo particolare di storia. Quando ci sono cose chiare si può considerare che ci siano delle vere prove, però resta sempre il dubbio. Tornando al posto di blocco, è una maniera di convincersi che ci fosse l'agguato e tenerlo non è il posto di blocco, ma non è così. I posti di blocco risalta da quei rapporti segretari che sono venuti fuori, erano più duri. Noi conosciamo la storia di quello che si è imbattuto nei separatisti. Ecco perché si dice che delle tante persone che aspettavano non trovato resta sotto nel campo delle ipotesi. Si diceva anche che Canepa aveva un lasciapassare da esporre ai carabinieri. Può darsi che Canepa era un agente segreto, ma le ricostruzioni fantasiose per cui sarebbe sceso dal camion, l'avrebbe esposto e poi colpito e riuscito a risalire sul camion mi sembrano lasciare il tempo che trovano.